senza pretesa di voler strafare. Io dormo al giorno 14 ore, anche per questo nel mio rione godo la fama di fannullone. Ma non si sdegni la brava gente se nella vita non riesco a far niente. Tu vaghi per le strade quasi tutta la notte, sognando mille favole di gloria e di vendette. Racconti le tue storie a pochi uomini ormai stanchi. Vedi perché io adoro il camper? Adesso lascia stare il fatto che lo uso come casa, lo uso come ufficio, lascia stare quello, proprio il fatto del camper in sé, turisticamente parlando, no? Il camper mi consente innanzitutto di portarmi la bici, cosa che non tutte le auto possono fare. E dopodiché stare fermo 2 giorni, se non 3, dipende da come uno ha i fine settimana e via discorrendo, e esplorare con la bicicletta o l'e-bike tutte queste zone fantastiche, o meglio tutte le zone fantastiche che il posto dove tu parcheggi il camper ti offre. Altrimenti, sinceramente, se io fossi un turista e non avessi la bicicletta o tanta voglia di camminare, perché ricordiamo il nostro vecchio amico Andrea Spinelli che non c'è più, lui si è fatto il cammino di Santiago, cioè la Val Simoliana, lui la faceva tutta, cioè per lui era uno scherzo, insomma era abituato, hai capito? E quindi lì per me, stiamo parlando di soggettività, ossia di gusti personali, per me ha senso un camper, cioè mi sposta in un posto e mi dà la possibilità di vedere quel posto. Altrimenti se io fossi arrivato a Magnago, bella Magnago, ma che due coglioni, cioè spendere tutti quei soldi di gasolio e tutto quanto per arrivare là a visitare il paesino, va bene, dopo cosa fai? Riaccendi e vai via? Anche no. Se tu invece ti fermi a Magnago, prendo l'esempio a Magnago perché ci sono ora, no? Lasci il camper in area camper e cavolo, hai tantissimi bellissimi borghetti da vedere, a parte Frisanco e Poffabro, ci sono tutti i micro borghetti, ci sono tutti i sentieri, Coruscello, le piscinette naturali, cioè c'è tanta roba, veramente tanta roba da vedere. Spero di essermi spiegato, è un invito, non me ne torna in tasca assolutamente nulla, ma è un invito a usare meglio quei camper, perché io vi vedo il 90, forse 95% di voi, ma mettiamo il 90% di voi, arriva col camper in area camper o in libera, dove sta lì tutto il giorno, al massimo si fa 3/4 d'ora o un'oretta il giro del paese per andare a comprare non so, una roba in panificio al supermercato, e dopo ritorna e sta sempre tappato dentro in camper. Chi gioca a kart, per carità, tu mi dirai per rilassarsi eccetera, ho capito, però ragazzi, dopo che vi siete rilassati, dopo 2 o 3 uscite in camper che vi siete rilassati, iniziate a godervi la vita, che ci sono tante cose belle. E guarda che se fossi egoista non te l'avrei detta sta roba, di serie te asso tappato dentro in camper così, in questi posti fantastici, guarda, con ruscelletti, cascatelle, che so sul che non è male. Tu reciti una parte fastidiosa alla gente, facendo della vita una commedia divertente. Sono un po' tristino perché avevo proprio voglia di farmi un bel anello, un percorso sicuro, e quando io dico sicuro in mountain bike significa un percorso che è sicuro, che è bello, perché andando a caso purtroppo io ho imparato nella vita, perché io ero un fanatico dell'andare a caso, io viaggiavo sempre a caso, che vedi posti di merda, e peggio ancora quelli belli li eviti, perché è tutto in mano alla fortuna, hai capito? Quindi sì, ok, va bene viaggiare alla cazzo, a caso, alla fortuna, però attento dove, cioè tipo qua, insomma, mi concedo una giornata, anzi 2 giornate da girare in bicicletta, cioè sfruttiamole, che dopo insomma per mantenermi ste robe e per mantenere il mio corpo di cibo, acqua, eccetera eccetera, devo lavorare, devo fare qualcosa in cambio perché la società mi dia qualcosa, hai capito? E quindi sono proprio in musonappa sto discorso, in più non va neanche a internet, non è che dico adesso ma vediamo cosa c'è intorno, mi faccio un altro giro,
Attenzione, in merito al discorso di prima ci terrei a precisare che anch'io comunque quando avrò 80 anni farò la van life anch'io, mi metterò con la seggiolina fuori dal camper e starò lì a guardare il panorama. Vabbè, con quel poco internet che ho direi di andare ad Andreis, sono 30 km andare, 30 a tornare, fa 60, non faccio l'anello perché c'è la galleria lunghissima, ok, 3 km e mezzo, non è il caso, anche se ho le luci non è il caso. Tac. Ciò dal telefono è tipo 200 miliardi di volte meglio, ma la batteria non terrebbe tutta la giornata. Serve da trovare un modo per attaccargli il power bank, oppure durante la sosta il power bank ce l'ho in zaino, mi si carica. Ho anche provato a lavorare, senza risparmio mi diedi da fare, ma il sol risultato dell'esperimento fu della fame un tragico aumento. Non si risenta la gente per bene se non mi adatto a portare le catene. Ti diedero lavoro in un grande ristorante a lavare gli avanzi della gente elegante. Maremma, ma ci sono solo io, strana questa stradina, è quella che da Pofabro porta ad Andreis. Secondo me te la fai più che tranquillo in camper, certo è ripida, in tratti strettina, ma ci passi anche se dovesse passare una macchina, insomma vi organizzate in qualche modo. Il problema secondo me è l'entrata a Pofabro, lì sì, se hai un camper tipo il mio, magari con la bici dietro devi fare 2, 3, forse anche 4 manovre in quel tornantino per entrare, però a parte quello, oppure vai in piazza diretto, ti giri in piazza e ritorni indietro, ecco sì. Il deserto veramente, sono circondato da tutte queste foreste, è bellissimo, c'è proprio questo passo che attraversa il verde più totale, non c'è una casa, non c'è, a parte i pali della corrente lì che dico rovinano sempre tutto, ma a parte i pali della corrente voglio dire c'è solo questa strada, fantastico, bellissimo, c'è proprio un taglio dentro a questo polmone di natura. Il tutto è tagliato da questo ruscelletto che scende con le cascatelle, quindi prova a metterti nei miei panni, anzi no, perché ho le braghette da ciclista, tu sai che con le braghette da ciclista non si porta in mudande, ok? Perché sennò crei infezioni, ma soprattutto strusciamenti tra i due panni. Se te la vuoi fare in moto ti dico che è semplicissima, magari sì, non sei appena preso la moto perché ci sono certi tornanti strettini in salita verso destra che si sa è il tornante più difficile, però in generale insomma è una strada secondo me molto molto semplice. Certo c'è da prestare attenzione che siccome non è una strada trafficata possono esserci rami, tante foglie, sassetti eccetera, quindi si svola per lo sporco. Non avevo mai usato l'app Komoot come navigazione eccezionale, c'è proprio fatta per me. L'unico problema resta la batteria del telefono, più che altro che mi interessa tantissimo i chilometri restanti. Vedi, adesso mi restano 8,5 km per arrivare, il tempo rimanente, vabbè, l'altitudine attuale, cioè tanta roba, 2,34 al prossimo punto di passaggio, 10, vabbè, la velocità media, ma è veramente la velocità attuale. Anche qua a sinistra hai tanti altri widget, puoi fare le fotografie per segnare il punto dove sei, no? Perché è un po' una sorta di social network, dopo la fotografia viene messa proprio in quel punto preciso del percorso, è tanta roba, io lo adoro quest'app. Forcella di Pala Barzana. Non sono poi quel cagnaccio malvagio, senza morale, straccione e randagio, che si accontenta di un osso bucato, con affettuoso disprezzo gettato. Al fannullone sa battere il cuore, il cane randagio ha trovato il suo amore. Pensasti al matrimonio come al giro di una danza, amasti la tua donna come un giorno di vacanza, hai preso la tua casa per rifugio alla tua fiacca. Fantastico, nota importantissima, parte alla locanda, che come si chiama? Aspetta, mi sono appena fermato un attimo, attento. Andreis Alvece For, ok, ci sono le colonnine per caricare l'e-bike. Perfetto.
è andata via senza fare rumore, forse cantando una storia d'amore. La raccontava ad un mondo ormai stanco che camminava distratto al suo fianco. Lei tornerà in una notte d'estate, l'applaudiranno le stelle incantate, rischiareranno dall'alto i lampioni, la strana danza di due fannulloni. La luna avrà dell'argento il colore sopra la schiena dei gatti in amore. Certo che Fioi ho realizzato uno dei miei sogni, cioè sogni, piccoli desideri repressi, che era quello di fare un bel giro in e-bike, finire un po' la batteria. Beh, oddio, non era finita, era al 60%, però vabbè, scaricare la batteria, andare in una trattoria e lì ricaricarla e ripartire, ok? In modo tale che ti ricarichi anche te, ti riposi e poi insomma puoi permetterti di fare giri più lunghi e soprattutto giri rilassanti, quindi piacevoli, perché è quello, come diceva tuo amico Epicureo, che noi tendiamo a cercare, tendiamo a raggiungere. È il piacere, il principio del piacere, semplicemente. Il riassunto della storiella è che alla fine ho mangiato con pochi soldi, ho mangiato, ho bevuto, mi sono divertito, ho visto bei panorami, ho viaggiato, eccetera, ma in più, qual è la differenza? In più ho fatto attività fisica, hai capito? Cioè, quella è la figata, mi piacciono ste robe, veramente belle. Tutto è nato da una striscia di Lupo Alberto, Lessi, sì, perché mi veniva in mente il camper, qui ho detto se è giusto o non è giusto, e tanti anni fa, dove c'era Enrico La Talpa che la esagerava un po' come esagerano i pescatori sulle dimensioni dei pesci, e raccontava a Lupo Alberto di questi suoi giri, no, di centinaia di chilometri, che poi si fermava a mangiare della trattoria qua, poi al ristorante di là, hai capito, eccetera eccetera. A me sta roba in qualche modo ha attratto, cioè la girata in bici con la mangiata in questi posti nuovi, diversi, no, con pietanze da provare. Ho voluto provare anch'io, è stata veramente una cosa molto bella, molto piacevole, quindi ti consiglio. Vabbè, spariamoci questi 400 metri di dislivello e poi scendiamo e poi basta, andiamo a lavorare. Cioè manco mi vado a lavorare, dopo non so cosa che te vuoi fare. La rapidità è del 10%, pensavo un pochino di più, probabilmente non sono tanto in forma, ho lavorato troppo e quindi mi sono un po' sedentariato, hai capito? Ok, ho scoperto una mia nuova comfort zone. Allora, io ho un power bank da 20.000 o 30.000 mAh, molto compatto, pesa tra virgolette poco, ok? Con quello mi posso permettere di tenere lo smartphone sempre acceso, in modo tale da avere sempre la mappa sott'occhio con molte infinite più funzioni e soprattutto la possibilità di cambiare percorso, cosa che col Garmin non hai. E il Garmin, che è collegato alla centralina dell'e-bike, usarlo come computerino di bordo, ok? Quindi vedo quanto ho di batteria, l'assistenza e tutto quanto, quindi è una figata. So che a tanti non interesserà niente, ma perché è come me malato di sti giocattoli qua, è una figata pazzesca veramente. Poi vabbè, scusate, poi smetto di parlare di bike, ma il caricabatterie in zaino, che tra parentesi quello della Specialized pesa anche poco, è tanta roba, cioè ti dà quel senso di libertà, veramente, cioè ti fermi in un baretto, in un ristorante, libertà tra virgolette, perché per permetterti il baretto al ristorante devi lavorare, ok? Quindi è sempre una libertà un po' così, un po' romantica, però vabbè, questa romantica visione di un'ipotetica libertà, ci vediamo anche l'alimentatore dell'e-bike che va a caricarsi in trattoria. Tanta roba, veramente, mi piace da matti, mi piace da matti. Guarda che dico sempre, ho una delle moto più belle del mondo, dicono che è la moto più bella del mondo la Tamburini, però se dovessi scegliere tra la moto e sta cazzo di bike, 1000 volte sta cazzo di bike. Intensamente stabilizzata.
fermo. Questo è l'albergo abbandonato che dobbiamo finire di visitare. Eravamo entrati dentro le cucine e la reception, eccetera. Questo è uno dei posti dove mi mettevo ogni tanto a fare la van life, dove c'è la spesa pubblica, le poste e la cooperativa di Poffabro, ricordati. Te un culo a tenere, guarda che postesini, mia me bici tenere. Metti in moto l'avventura sempre con la tegadura e cavalca a tenere. Visto che vai posticini ragazzo, però ricordati che a piedi sono impegnativi da fare, quindi va bene il tutto, ma per chi è ben allenato o per un e-bike, te l'ho ripetuto tante volte, perché sennò purtroppo ste robe le vedi sull'internet e non te le appropri mai. Paterno su qualcuno in Ungheria o Ali si allena tirando cannoni nelle partite, gli allenamenti, 4 ragazzi col mal dei denti, che posticini, non trovo a rima, in modo che non si può fare ragù, il mio canto libero sei tu, ombre dei fantasmi del passato, di verdura, lasciano tutto quanto vieni scromolato. Eccoci qua, arrivati, ciao, posto, arrivederci. Che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento